Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. In apertura di questa edizione del nostro telegiornale, la cronaca: picchiato con un tirapugni perché l'auto gli è stata sequestrata. La vittima è l'assessore di Porcia Claudio Turchette, che oggi ha sporto denuncia ai carabinieri. Amara la sua riflessione: si cerca di aiutare le persone e questi sono i ringraziamenti. L'intervista a cura di Alberto Comisso. Si cerca di aiutare le persone e questi sono i ringraziamenti, no? Trattiene a malapena le lacrime l'assessore comunale di Porcia, Claudio Turchette, aggredito ieri sera mentre usciva dal municipio da un 35enne di origini siciliane che lo ha colpito ripetutamente al volto con un tirapugni. Turchette ha cercato di difendersi con una borsa, ma quando è caduto a terra l'aggressore, prima di scappare, ha infierito su di lui. L'assessore, soccorso da personale sanitario, è stato trasportato all'ospedale di Pordenone. La prognosi è di 14 giorni. Oggi pomeriggio Turchette, accompagnato dal sindaco Sartini, che a sua volta era stato minacciato dalla stessa persona, ha denunciato la violenza subita ai carabinieri. Un episodio che nasce dal fatto che l'amministrazione comunale ha addebitato a quell'uomo le spese per dei lavori, non fatti adeguatamente dallo stesso, di realizzazione della rete fognaria, soldi mai corrisposti sino a quando sono partiti i pignoramenti. Abbiamo a che fare con una famiglia che viene aiutata dall'amministratore comunale in tutti i modi. Ieri praticamente si vede che era più nervoso del solito perché mi ha detto appunto che gli era stata sequestrata la macchina sempre per i motivi del mancato pagamento, e quindi se l'è presa con me. Un centinaio di motociclisti hanno accompagnato al feretro del Centauro Stefano Strizzolo, morto una settimana fa durante un giro in moto a Vito d'Asio. All'uscita delle celle mortuarie c'è stato un toccante e roboante saluto a colpi di acceleratore. Daniele Paroni. Il roboante suono delle moto, una sessantina, ha accompagnato l'uscita del feretro di Stefano Strizzolo, il 28enne di Morsano di Strada, vittima di una caduta con la sua due ruote dopo essere finito fuori strada. Amici e conoscenti hanno raggiunto le celle mortuarie dell'ospedale di Udine in via Chiusaforte, un rumore che per gli appassionati dei motori non è rumore ma è musica, quella che amava Stefano, un uomo con le idee chiare. Una tragedia che non è altro che la terza nell'arco di poco tempo, la prima che ha avuto per vittima Federico Codarini, morto a 16 anni in un incidente motociclistico a 2 passi dal centro di Castiglione di Strada, e poi ancora Lorenzo Parelli, morto in un'azienda di Lauzacco nell'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro, anche lui di Castiglione. Ma tornando all'ultimo saluto a Stefano Strizzolo, la grande famiglia dei Centauri si è presentata all'esterno della cappella dove era esposto il loro grande amico deceduto a Vito d'Asio a poche ore dalla Pasqua. Hanno fatto sentire il loro calore ai genitori e alla sorella di Stefano, ma poi, quasi a voler far sentire al loro amico volato in cielo troppo presto, una volta in più che loro c'erano, ecco mandare al massimo i giri delle loro moto, un segno di rispetto e vicinanza. Oggi è stato un funerale abbastanza pesante, ricordiamo che purtroppo il comune di Castiglione Morsano riporta altre 2 vittime quest'anno, sempre per incidenti purtroppo, che hanno investito la nostra comunità. Siamo profondamente dispiaciuti e anche sconvolti da questi 3 lutti di queste persone così giovani. Siamo al Covid. In Friuli Venezia Giulia sono state registrate complessivamente oggi 1188 nuove positività al SARS-CoV-2 attraverso 10.020 tamponi. Sono circa 60 contagi rilevati all'interno delle case di riposo, una quarantina inoltre quelli all'interno del sistema sanitario regionale. Calano a 6 pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva, così come diminuiscono a 154 le persone in cura. Deceduti nelle ultime 24 ore 3 uomini e una donna con Covid, tutti sopra gli 86 anni di età. Un prelievo al momento del ricovero per predire l'esito del Covid e soprattutto i malati più a rischio. La scoperta è dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale. A presentarla in queste ore al convegno internazionale di Lisbona sulle malattie infettive è Emanuela Sozzo, che abbiamo intervistato. Buonasera, questa è una parte di un lavoro più ampio. I dati che stiamo presentando sono dati preliminari per tutti i pazienti che abbiamo avuto ricoverati da noi, sono stati migliaia in clinica di malattie infettive. Abbiamo mandato degli esami ad inizio ricovero. Le citochine insieme ad altri biomarker di infiammazione risultano molto importanti nel predire la prognosi del malato, quindi
possibile identificare quei malati che sono a rischio di sviluppare una malattia grave di Covid. Stiamo parlando di malati che non erano vaccinati, un anno di ricoverati dal marzo 2020 a marzo 2021. Sono presentati 415 pazienti, la maggior parte sono maschi di un'età media di 70 anni, che per un 15% hanno avuto purtroppo un esito negativo con decesso, per un 23% circa decesso e o intubazioni. I malati che nei primi giorni hanno un profilo citochinico che noi individuiamo in alcune citochine hanno un rischio maggiore di andare incontro a un outcome negativo, quindi a un esito come l'intubazione o addirittura il decesso nei giorni successivi. 15.000 firme raccolte per chiedere una sanità pubblica migliore. Questa mattina davanti all'ospedale civile di Pordenone sono stati presentati i risultati che il 28 aprile approderanno in Consiglio regionale. Oltre 15.000 firme raccolte dal Comitato Salute Pubblica per chiedere una sanità migliore in Friuli Venezia Giulia. Questa mattina davanti all'ospedale civile di Pordenone sono stati presentati i risultati della petizione che il 28 aprile finiranno in Consiglio regionale. Testimonia la preoccupazione molto grossa delle cittadine e cittadini di questa regione per lo stato della salute pubblica, che è in grande difficoltà perché non riesce più a erogare servizi, anzi ha chiuso molti servizi, perché i lavoratori sono in difficoltà e quindi noi esprimiamo oggi qui a Pordenone anche la piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della sanità. Preoccupa la sanità regionale, ma in particolare quella del Friuli occidentale. È grande lo sfacelo in cui ci troviamo, non ci sono più prestazioni. Spilimbergo hanno chiuso la radiologia, San Vito c'è chiusa l'agenda, ma per fare un esempio, perché siamo qua, ma situazioni simili si creano anche da altre parti. Tutti i servizi territoriali vengono penalizzati in questo momento dalle nuove scelte che sono state fatte in questi anni. Di problemi ne abbiamo molti, servizi chiusi, prestazioni che non vengono erogate, liste di attesa infinite, tant'è che la popolazione si rivolge anche fuori regione o alle strutture private. Voltiamo pagina, è arrivata questa mattina a Trieste la portaerei statunitense Truman che resterà in città fino a mercoledì per una sosta tecnica. Andrea Pierini. Una sosta tecnica per consentire un cambio di parte dell'equipaggio e alcuni giorni di riposo a chi è imbarcato da diverso tempo. La portaerei statunitense Truman è arrivata questa mattina a Rada nel Golfo di Trieste dove resterà fino a mercoledì. La nave a pieno carico ospita a bordo fino a 3.500 marinai e 2.150 avieri, oltre 90 tra aerei ed elicotteri. La Truman è l'ottava delle 10 classi Nimitz costruite dagli Stati Uniti. La presenza in Alto Adriatico è abbastanza rara, ma l'unità era impegnata in alcune esercitazioni al largo della Grecia. Nel Mediterraneo navigano sempre delle portaerei americane, ma solitamente sono impegnate nella zona di Napoli o nell'area del Medio Oriente. Le visite in porto di routine sono una opportunità per rafforzare il nostro persistente legame con l'Italia, ha dichiarato il capitano Gavin Duff, l'ufficiale comandante della Truman, sottolineando come queste soste evidenziano l'importanza della cooperazione multinazionale. A conferma dello stato di allerta minimo, la scelta di gettare l'ancora e la presenza di una sola fregata, peraltro danese ormeggiata a terra, a supporto dell'unità solitamente difesa da più navi, tra cui anche un sommergibile. La prefettura di Trieste, guidata da Annunziato Vardà, ha predisposto un attento servizio di vigilanza ambientale, massima attenzione anche alla sicurezza a terra, con un aumento delle forze di polizia. I marinai statunitensi che non rientreranno a casa visiteranno la città, ma anche Venezia e Postumia tramite dei tour organizzati. Nell'anniversario della caduta del regime fascista in Italia, il 25 aprile, anche a Udine, come in tutta la penisola, la festa della liberazione torna all'aperto e con la partecipazione del pubblico. Per l'occasione ci sarà anche la prima edizione del picnic partigiano che si terrà in piazza 1° maggio a Udine. La Presidente dell'ANPI, Antonella Lestani, ribadisce il no all'invio delle armi in Ucraina e il sì alle trattative, dimostrandosi così anche contraria alle affermazioni della medaglia d'oro Paola Del Din. Sarà un 25 aprile di festa, ma anche di riflessione e anche in parte di tristezza. È un momento dove l'ANPI, come sapete, si è già schierato a favore degli aggrediti. Noi siamo sempre con gli aggrediti e contro gli aggressori. Siamo anche contro l'invio di armi e siamo a favore di un tavolo di trattative. Quando legge che la medaglia d'oro
dice bisogna inviare delle armi per difendere gli aggrediti? Allora io dico che siamo in un paese libero e dico che secondo me non è giusto, perché io mi riconosco nell'articolo 11 della Costituzione, che appunto oltre a dire che l'Italia ripudia la guerra aggiunge anche che come mezzo di risoluzione per i conflitti internazionali. Come festeggerete, come celebrerete questo 25 aprile? Allora, oltre alla celebrazione ufficiale, quella che partirà col corteo da Piazza Primo Maggio, andremo verso il Monumento alla Resistenza, dove sarà dato molto spazio ai giovani, e poi, tempo permettendo, ci sarà il primo picnic partigiano, una merenda insieme per la pace al Parco Moretti. E ora ci trasferiamo a Taipana, dove da oggi i 679 abitanti del piccolo comune potranno nuovamente usufruire della bottega del paese. Dopo 20 anni, infatti, riapre l'unico negozio di alimentari della comunità. Ascoltiamo il sindaco Alan Cecutti. Inauguriamo questo alimentari nel capoluogo di Taipana, unico alimentari presente su tutto il territorio del nostro comune e che dopo circa 20 anni si riapre, grazie anche a un sostegno dall'amministrazione comunale che sarà presente anche nel futuro proprio per garantire la presenza di questo servizio molto importante per la popolazione che vive questo territorio. Una comunità chiaramente di presenza gran parte anziana che ad oggi per poter fare la spesa diciamo normale che ogni giorno si può fare, doveva spostarsi nel fondovalle tra le zone di Nimis, Tarcento e Tricesimo, e invece con la prossima settimana, che sarà ufficialmente aperto con martedì prossimo, il negozietto potrà trovare chiaramente servizio proprio nella sua comunità presso il suo capoluogo, un servizio molto importante che darà anche chiaramente possibilità ai turisti che frequentano il nostro territorio di poter acquistare prodotti anche locali, perché nell'ambito del futuro ci saranno le collaborazioni tra le aziende locali come ad esempio l'azienda agricola Azore dei formaggi caprini o la rete d'impresa naturalmente insieme di Plattischis, che coinvolge tutte le attività del territorio nell'ambito proprio della valorizzazione dei prodotti locali. Chiudiamo con lo sport, il calcio udinese a caccia del riscatto dopo la debacle contro la Salernitana. L'occasione giusta si presenta con il Bologna, allora sentiamo mister Cioffi. Per raggiungere gli obiettivi ci vuole continuità, quindi dopo 3 ottimi risultati abbiamo avuto uno stop e si riparte più forte di prima. Quello che vogliamo nella partita di domani è avere fare una partita di volontà, di equilibrio e di ambizione, perché è giusto che ci sia. Una squadra che ottiene un pareggio a reti bianche a Milano, che vince uno scontro diretto in casa e che fino al 95esimo vince 1-0 con la Juve, credo che la dica tutta e ci sia poco da aggiungere. Loro saranno volitivi, affamati e sull'onda dell'entusiasmo e si troveranno davanti una squadra più volitiva, più affamata e più sull'onda dell'entusiasmo. Non ci sono altre notizie, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti, arrivederci.